Santiago, allora oggi un match diciamo che ha dato indicazioni positive soprattutto sul piglio con cui la squadra ha affrontato questo test pur essendo appunto un allenamento congiunto. Sì, diciamo che un po' dopo la sosta ci siamo fermati, era una partita importante per prendere il ritmo e iniziare a lavorare sulle cose che vogliamo migliorare per il girone di ritorno. È stato importante, siamo partiti un po' freddi, ma mi sa che era normale dopo tanti giorni senza giocare una partita. Dopo pian piano abbiamo preso fiducia e abbiamo migliorato il gioco e bene, contenti di quello che abbiamo fatto. Anche venerdì si replicherà, cosa ti attendi tu da capitano da questa seconda parte della stagione? Sì, venerdì abbiamo un altro amichevole con loro, sicuramente sarà più dura di oggi. Quanto riguarda alla seconda parte della stagione puntiamo sicuramente a fare meglio di quello che abbiamo fatto all'andata. Abbiamo delle partite importanti in casa e quindi quelle saranno fondamentali per capire dove arriveremo a fine stagione. Noi siamo fiduciosi, stiamo mantenendo una linea di lavoro che credo che siamo migliorati dall'inizio e speriamo continuare a migliorare. Grazie, in bocca al lupo. Crepi. Nicola Baldon, un test importante dal punto di vista sia del risultato ma soprattutto per far tornare i ragazzi al ritmo partita. Sì, oggi abbiamo avuto un buon riscontro perché si sta lavorando molto sulla battuta ricezione. I ragazzi hanno dato dei riscontri positivi, tranne il primo set in cui si è sofferto un po' di più. Bisogna dire comunque che Modena oggi era rimaneggiata. Abbiamo espresso gioco, alla fine mi sembra che i ragazzi si siano divertiti, abbiamo espresso una buona qualità del gioco e questo va bene. Da un punto di vista tecnico, cosa si aspettano i coach di questa squadra nella seconda parte della stagione per Padova? Ma noi stiamo guardando molto alla qualità del nostro gioco, quello che ho detto prima che oggi è andata bene e quindi si sta guardando più che altro a noi più che alle squadre che incontriamo. Non trascuriamo nulla dal punto di vista della preparazione, però diciamo che si sta puntando la lente di ingrandimento proprio su questo, su noi, su come si gioca, sui nostri miglioramenti e così via. Forse si proverà anche qualcosa di diverso, si sta vedendo come inserire altri atleti che hanno dato poco apporto fino ad ora e si continuerà su questa strada senza deviare troppo.